Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Gli spacciatori prendono tutti il reddito di cittadinanza? Una legge da cambiare profondamente. La legge sul reddito di cittadinanza fu fatta così male che oltre a tante persone per bene del reddito possono beneficiare un enorme numero di cialtroni e soprattutto di delinquenti. Se su Google si cerca reddito di cittadinanza, Sicilia e spacciatore, si ricevono le notizie di circa un centinaio di operazioni di polizia per il solo 2021. E lo stesso vale di certo per quasi tutte le altre regioni. Quasi tutti gli spacciatori e i trafficanti prendono il reddito di cittadinanza, ma solo per quelli arrestati viene fatta una verifica che andrebbe invece fatta a tappeto. A fronte di una realtà di questo tipo è evidente che il testo deve cambiare nel profondo. Si prenda atto delle gravi debolezze della legge in vigore, si abroghi la norma e si garantisca la tutela delle situazioni di particolare miseria, abbinando il più possibile il reddito di cittadinanza e il lavoro. Via libera al piano energetico ambientale siciliano. L'assessore Cordaro firma il decreto. Via libera al nuovo piano energetico ambientale della regione siciliana. L'assessore dell'ambiente Toto Cordaro, nella qualità di autorità ambientale, ha infatti firmato il decreto di valutazione ambientale strategica. Il documento, fortemente voluto dal governo Musumeci in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, garantirà il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030. Con l'aggiornamento la Regione si dota dello strumento di pianificazione fondamentale per seguire e governare lo sviluppo energetico del suo territorio, sicurezza energetica, efficienza energetica, processo di decarbonizzazione, ricerca, innovazione e competitività, sostenendo e promuovendo la filiera energetica e nel contempo tutelando l'ambiente per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita. Il Dipartimento regionale dell'energia adesso potrà procedere a sua volta alla trasmissione della proposta di piano alla Giunta regionale per la definitiva approvazione. Un altro tassello strategico, sottolinea l'assessore Cordaro, in tema di pianificazione ambientale. Con il piano prosegue l'opera di costruzione di una nuova idea di Sicilia, al passo coi tempi e in linea con le direttive comunitarie e la moderna normativa in tema di transizione energetica. Ancora una volta con il governo Musumeci prima si fa e poi si comunica. La cenere dell'Etna è una calamità nazionale. Musumeci, Roma intervenga su Bruxelles per riconoscimento. Una nuova e fittissima pioggia di cenere vulcanica sta cadendo su molti comuni del versante ionico siciliano, Giarre e Riposto in particolare. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Mentre ancora i boati del vulcano, dove è in corso l'ennesimo evento parossistico, non si placano, sono già evidenti i danni enormi che lapilli e cenere stanno provocando. E domani, continua Musumeci, sarà di nuovo conta dei danni. L'abbiamo detto e ripetuto, non si tratta di un fenomeno sporadico. Questi episodi sono sempre più frequenti e non possono essere gestiti come occasionale emergenza. È necessario che la Protezione Civile Nazionale e il Governo di Roma, conclude il Presidente della Regione, facciano un ulteriore sforzo finanziario e intervengano su Bruxelles affinché l'Unione Europea riconosca finalmente questo fenomeno come calamità nazionale e autorizzi un piano che ci consenta di dare risposte immediate e congrue a sindaci e cittadini, ancora oggi costretti da 7 mesi ad affrontare un'emergenza che è diventata rutinaria. Vittime di mafia dimenticate, Vincenzo Spinelli. Imprenditore tessile ucciso per essersi rifiutato di pagare il pizzo. L'Associazione per onorare le vittime dimenticate di mafia ricorda che il 30 agosto 1982 un commando mafioso con 6 colpi di pistola uccide Vincenzo Spinelli, galantuomo e onesto imprenditore tessile titolare di ben avviati negozi e grossista di corredi. Il delitto avviene sotto casa. Palermo è devastata e terrorizzata dalla tracotanza mafiosa. Pochi giorni dopo infatti viene ucciso il generale Dalla Chiesa con la moglie e l'agente di scorta. Vincenzo Spinelli ha appena 46 anni e lascia la moglie e 2 giovani figlie, Valeria e Tiziana.
Per anni ha subito prevaricazioni e prepotenze mafiose con elevate richieste estorsive e svariati atti intimidatori, ma da vero eroe civile non ha mai ceduto, ha denunciato e soprattutto non molto tempo dopo ha riconosciuto casualmente un suo aguzzino, che poi sarà anche il suo feroce killer, tale Girolamo Frustreri, spietato e sanguinario rampollo delle cosche Savoca e Spataro che Spinelli farà arrestare. Si rifiuta di ritrattare al processo e questo gli costerà la vita. Un funzionario di polizia corrotto depisterà le indagini e per le giovanissime figlie e la moglie inizieranno anni di amarezza e dolore incontenibile. Vi saranno perfino sospetti infamanti sulla condotta del padre, ma non demordono e difendono la memoria con le unghie e con i denti. La figlia Tiziana studia tutte le carte in anni di spasmodica ricerca della verità e alla fine riesce a far riaprire le indagini. La tenacia viene premiata, parlano i pentiti Onorato e Di Carlo e finalmente viene fuori la verità. Vincenzo Spinelli è stato ucciso per la sua determinazione ed il suo coraggio, entrando a pieno titolo nel pantheon delle vittime da ricordare. Festa abusiva con 1000 persone a Siracusa e dopo 20 giorni un numero enorme di giovani contagiati. A Siracusa, la notte di San Lorenzo, fra il 10 e l'11 di agosto, nella spiaggia detta della Playa, si è tenuta una gigantesca festa organizzata da un giovane noto a molti dei presenti. Alla festa hanno partecipato circa 1000 persone, delle quali almeno 700 paganti. Il costo del biglietto è stato di 20 euro al tavolo, che poi era un telo grande con dei cuscini, e 10 euro per il semplice ingresso. Alla festa si arrivava tramite imbarcazioni, barche d'escursione, messe a disposizione dall'organizzazione in partenza dal cosiddetto sbarcadero, dove si erano radunati circa 500 giovani. I giovani trovavano all'arrivo una vera e propria discoteca montata sulla spiaggia con luci, console, DJ e musica. La festa era totalmente abusiva sia rispetto agli incassi che rispetto alla SIAE e certamente rispetto alle questioni relative alla sicurezza. Vi sono state numerose risse con parecchi feriti, molti dei quali poi recatisi in ospedale, ma soprattutto la violazione delle norme relative al Covid-19 è stata totale, nessuna mascherina, nessun distanziamento. Da quella festa è partito con enormi probabilità il più grosso focolaio Covid dell'anno con decine e decine di giovani contagiati che proseguono a spirale fino ad oggi. Riteniamo e speriamo che sulla festa vi siano in corso indagini e che presto i responsabili saranno puniti, ma quello che vogliamo segnalare è che è molto probabile che feste di questo tipo si siano svolte in tutta la Sicilia in assenza di adeguati controlli e che non ci si può oggi certo stupire se i contagi si siano moltiplicati a dismisura. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.